provincia di riferimento in Veneto per quanto riguarda il beach volley è sicuramente quella di Vicenza. Pur non essendo bagnato dal mare e non potendo godere di litorali sabbiosi, il territorio vicentino è storicamente uno dei più sportivi in ambito beach. Merito del grande lavoro del comitato, che in questa occasione ha portato una tappa del campionato provinciale nella città di Vicenza. Non è facile inserirsi in città con il beach, però abbiamo avuto questa occasione di sfruttare l'impianto delle piscine di Vicenza, in quanto il CONIA nell'occasione della festa dello sport ci ha dato la possibilità un po' di inserirci nella cittadella dello sport, quindi grande soddisfazione anche per noi. Ma andiamo a capire com'è strutturato il campionato provinciale di beach volley a Vicenza. Questa tappa ha 10 coppie iscritte al torneo. Non sono solo di Vicenza, vengono anche da fuori per partecipare, in quanto tra l'altro il livello anche è abbastanza alto. Poi invece al master finale parteciperanno solo quelli che hanno la residenza a Vicenza oppure sono tesserati per una società all'interno della provincia vicentina. Il beach volley non è pallavolo sulla sabbia. Pur restando una rete in mezzo al campo, il beach si caratterizza per regole e filosofia di gioco diverse. È un altro sport completamente, le regole cambiano, palleggiare diventa molto più difficile, nel senso che devi usare un palleggio molto più trattenuto e la palla deve uscire immobile, altrimenti è fallo. E poi il muro che è considerato tocco nel beach, e comunque è diverso giocare in due, anche se il campo è ridotto di 1 metro, che non giocare in 6, insomma. Vicenza, fra l'altro, con la coppia Gelmo-Volpato, tenterà l'assalto al titolo regionale, dopo averlo già sfiorato. Spero il titolo regionale finalmente, perché 2 anni che purtroppo arrivo secondo e speriamo bene quest'anno. Molti praticanti di beach dunque a Vicenza, dagli open alle categorie under. Questi sono i numeri. Ma sicuramente stiamo parlando di più di 150 praticanti di beach volley nella provincia fra under e senior, con una diffusione poi che si riversa anche sui campionati regionali, dei quali siamo sempre fatti promotori e che quest'anno anche se sono sotto l'egida del comitato regionale si sono ulteriormente rafforzati. E con il passare del tempo e l'inoltrarsi dell'estate crescono i tornei e la posta in palio. Ecco quali sono i prossimi appuntamenti con il beach volley a Vicenza. Abbiamo ancora 3 grandi tappe che verranno fatte proprio ogni fine settimana, con il culmine finale a Schio all'ultimo di questo mese, del mese di giugno, in cui saranno appunto i master finale Open maschile e Open femminile, l'Under 19 femminile, Under 16 femminile e anche Under 19 maschile e Under 16 maschile. Questi sono i 6 gruppi raggruppati. Forse faremo anche, perché non abbiamo ancora avuto l'idea dei numeri di partecipazione, una specie di rappresentanza del giovanile Under 14 e Under 12. Sono ragazzini che vogliono giocare, però non hanno ancora l'ordine delle idee come fare, però intanto piano piano entrare nella sabbia è una continuazione ed è quello che noi vogliamo spingere, specialmente nel settore maschile il beach è quello che prende di più. Se noi riusciamo a dare quel germe, continuo a parlare di germe, ma è il punto di partenza, di fare pallavolo maschile all'interno della sabbia, dopo questi li troviamo a settembre perché hanno già visto qualcosa di più che ha solo a pensare alla pallavolo. Il campionato di beach volley a Vicenza è giunto alla 14ª edizione. Tanti anni di lavoro dunque per offrire un servizio sportivo continuo ai tesserati della provincia. Noi vogliamo sempre dare un'occasione anche ai ragazzi, ai più giovani di approcciarsi a questo sport, magari loro hanno meno possibilità di girare per le spiagge del Veneto e andare a pescarsi i vari tornei e noi li offriamo proprio sotto la porta di casa, quindi questo per noi è un punto da continuare e anche per diffondere questo credo che è quello del beach.